Arriva l'inverno e ritorna come ogni anno l'influenza. Nel veneziano da oggi parte la campagna di vaccinazione anti-influenzale con modalità analoghe a quelle degli scorsi anni, già distribuite ai medici di medicina generale 40.000 dosi di vaccino destinate agli assistiti anziani e a quelli con patologie croniche. Oggi parte la campagna di vaccinazione come ogni anno, che è rivolta in particolare ai soggetti a rischio, che sono fondamentalmente le persone anziane superiori ai 65 anni e tutte le persone che per patologie croniche, in particolare cardiopatie, broncopneumopatie, diabete e altro, sono più a rischio di altri nel contrarre la sindrome influenzale. Il virus quest'anno non sarà più aggressivo di quello degli anni scorsi. L'influenza avrà il suo picco nei primi giorni del nuovo anno. Si presume sia sovrapponibile per incidenza e per pericolosità a quella dell'anno scorso, che è stata una epidemia abbastanza contenuta e che ha avuto il suo picco a gennaio 2014. Si presume che anche quest'anno il picco della malattia sia nello stesso periodo. Per le altre categorie, come gli addetti a pubblico servizio e i bambini in età pediatrica con patologie a rischio, la vaccinazione sarà eseguita dal personale del servizio di igiene pubblica dell'ULSS 10 negli ambulatori del Dipartimento di Prevenzione. Gli operatori sanitari saranno vaccinati dal personale del servizio di sorveglianza sanitaria dell'ULSS.